Appassionati di calcio 5, bentrovati con il futsal di Serie A Palabianchini, prima giornata di ritorno, la 16ª del campionato nazionale in diretta su PMG Sport Futsal, la sfida tra il Lynx Latina e l'Italian Coffee Petrarca. Andiamo a leggere le formazioni per i padroni di casa, con il numero 3 Aiello, il numero 10 è Giander, il numero 12 è Sportoletti, poi il 13 Rabol, 17 Palmegiani, il 19 è Chittaro, poi il 20 Lo Cicero, 21 Greco, il 22 Minichella, 28 Johnny, il 30 è Sanchez, 55 Miserina, 88 Maggi. L'allenatore è Lorenzo Nitti. Risponde il Petrarca, l'Italian Coffee, con questo schieramento: numero 1 Baldan, il 18 secondo portiere Bargellini, poi il 2 Catelli, 3 Cividini, 4 Dudu Costa, il 6 è Del Pizzo, poi a seguire 7 Alba, 8 Shaker, 10 De Luca, 11 Vitale, 12 Di Sarò, il numero 15 è Superbo, 19 Moretti, il 21 è Sardella. Allenatore è Luca Giampaolo. A dirigere il match i signori Luca Vincenzo Caracozzi di Foggia, secondo arbitro Gianluca Gentile di Roma 1. Il crono è affidato a Alessandro Pompeo Ghiretti di Ciampino. Tutto pronto per il fischio d'inizio qui dalla Palabianchini, una sfida delicatissima in chiave salvezza, con il Lynx Latina, così come il Petrarca, che presenta i nuovi innesti di mercato. In porta su tutti per il Latina c'è il nuovo portiere Maggi, italo-argentino. Tanti nuovi volti per il tecnico Lorenzo Nitti, ha già esordito nelle partite precedenti Rabol, non è stato ancora tesserato Tavares, Wilson, come detto. Poi giocatori nuovi come Giander, come Hernandez, che proveranno a cambiare il ritmo alla squadra allenata da Lorenzo Nitti dopo l'addio di Pier Francesco Basile, con la speranza di raggiungere la salvezza, stesso traguardo ovviamente a cui ambisce anche il Padova. L'Italian Coffee Petrarca con Shaker, con Sardella, che proveranno a invertire la rotta in una classifica che vede le due squadre invischiate nelle zone calde, con il Petrarca che reduce dal pareggio sul campo della Cybertel Aniene, mentre il Latina ha perso l'ultima sfida prima del giro di boa contro l'Arzignano. Con il Petrarca in maglia rossa, Latina nella classica casacca nero-azzurra. Subito la prima chance con questa svirgolata pazzesca da parte del capitano dell'Italian Coffee, la rimessa laterale a favore del Lynx Latina, il tocco del numero 10 all'indietro per Giander, poi ancora il palleggio con il possesso palla dei ragazzi diritti, che avevano iniziato bene la gara con l'Arzignano, dove avrebbero meritato anche qualcosa in più prima di crollare nel finale. Adesso c'è l'intervento del direttore di gara che fischia il primo fallo a favore del Lynx Latina. Il calcio di punizione dalla linea mediana del campo lo va a battere Lo Cicero, il tocco all'indietro, ancora l'assist in avanti verso Palmegiani, con la rimessa laterale a favore della formazione ospite. Ovviamente d'ora in avanti qualsiasi partita diventa delicatissima in chiave salvezza. Il Petrarca, l'Italian Coffee, ha 3 punti in più del Latina, che la settimana scorsa, come detto, si è fatto scavalcare proprio dall'Arzignano, adesso ha 9 punti. Sono tutte sfide chiave, così come ha detto anche il tecnico Lorenzo Nitti, che ha potuto ovviamente contare sui nuovi arrivi soltanto in questa settimana, con la speranza di portare a casa i 3 punti, così come spera di allungare l'Italian Coffee e di mettere a distanza il Latina. La rimessa laterale per gli ospiti, il palleggio adesso con il tocco da parte del numero 4 Dudu, ancora il pallone di ritorno in avanti, l'assist con la sfera che finisce direttamente sul fondo, non controllata da Del Pezzo, con l'estremo difensore locale Maggi pronto a far ripartire l'azione per i suoi. Adesso ancora il tocco in avanti con l'anticipo e con questa conclusione da parte del numero 4 Dudu, con la sfera che finisce direttamente sul fondo. La prima opportunità con questa conclusione per l'Italian Coffee. Salutiamo ovviamente anche tutti i tifosi dell'Italian Coffee in collegamento sulla pagina Facebook di PMG Sport Futsal, così come tutti gli appassionati di calcio 5. Adesso
Riparte la formazione ospite allenata da Luca Giampaolo con il palleggio, con il tentativo adesso da sinistra da parte del numero 3 Cividini, ancora il tocco all'indietro con Del Pezzo, di nuovo all'indietro con Del Pezzo che ricontrolla la palla col mancino, poi dall'altra parte del campo con il pressing insistito, attenzione qui l'errore con forse il fallo in area di rigore, questo intervento scomposto da parte di Moretti, con l'opportunità per il Latina era Rabol che ha provato a calciare in porta non trovando però l'impatto con il pallone, forse un intervento scomposto all'estremo difensore avversario, però si ricomincia con la rimessa laterale a favore del Latina, ma arriva, no, sembrava fosse arrivato il fischio del direttore di gara, invece no, tutto regolare, riparte nuovamente il Latina con questa iniziativa fermata, attenzione l'opportunità per l'Italian Coffee che va a calciare in porta, poi c'è il salvataggio in extremis proprio di Rabol che è andato a chiudere in ripiegamento difensivo questa chance, questa azione un po' rocambolesca da parte dell'Italian Coffee che adesso riparte dal suo portiere. 2 minuti di gioco trascorsi, sempre 0-0 il punteggio qui dalla Pala Bianchini. La prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A, vi terremo aggiornati anche sugli altri incontri in contemporanea, qualcuno che è iniziato prima, gli anticipi del venerdì. Riparte nuovamente il Latina, il tocco in avanti con Giander che non controlla. Adesso ci mette il mancino a cercare di frenare questa opportunità per il Padova, c'è il fallo ancora commesso da Rabol, calcio di punizione a favore dell'Italian Coffee quando il crono dice che sono trascorsi 2 minuti 20 secondi ed è il primo fallo commesso anche dal Latina con Dudu Costa che prende la lunga rincorsa. Vediamo se prova la soluzione direttamente tra i pali, anzi no, va via Dudu, parte con il mancino da dimenticare però da parte di Del Pizzo che ha allargato troppo il compasso con la palla che finita ampiamente sopra la porta difesa dall'estremo difensore Maggi, italo-argentino, nuovo arrivato. Adesso ancora il recupero del pallone da parte di Dudu Costa, l'imbucata centrale con il buon lavoro, l'uscita perentoria da parte di Maggi, ma resta la sfera ancora in possesso dell'Italian Coffee con questa conclusione di Cividini con la palla che forse, anzi no, sicuramente finisce in calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione. Ancora il palleggio di Italian Coffee con la sfera che finisce in fallo laterale. Riparte Dudu Costa, ancora il palleggio con il tocco all'indietro e poi c'è l'errore da parte di Moretti con la palla che finisce ancora in fallo laterale a favore del Latina. Il tocco all'indietro per Giander, ancora il palleggio di Johnny Maggi, di nuovo il tentativo da parte di Johnny con questa assist da dimenticare e ricomincia la manovra nuovamente l'Italian Coffee con Disarò che ha fatto tutto benissimo, l'assist all'indietro, poi riparte la manovra degli ospiti, questa volta al lato sinistro con questa giocata, viene chiuso però poi c'è il fallo. Aveva provato a fare tutto da solo Cividini difendendo il pallone strenuamente, poi andandosi a prendere, almeno così sembrava, il calcio di punizione, invece lo ha commesso incredulo Cividini che va a dire qualcosa all'arbitro. Ho fatto io fallo, sembra il labiale del numero 3. Si è appoggiato troppo sull'avversario secondo il direttore di gara e dunque si ricomincia con il calcio di punizione a favore Latina che riparte subito, però l'assist verso Johnny è impreciso e dunque si ricomincia con la rimessa laterale a favore dell'Italian Coffee. 3 minuti e 30 sul crono trascorsi, sempre 0-0 il punteggio.
questa 16ª giornata del campionato nazionale di Serie A, la prima del 2020, la prima di ritorno. È già scontro salvezza tra Latina e Italian Coffee. Adesso ancora sulla parallela, poi l'assist del Pizzo all'indietro. Sardella arrivato dalla Lazio, poi ancora qui va a difendere il pallone Rabal con una spallata ed è rimessa laterale ancora per l'Italian Coffee con il tocco all'indietro di Del Pizzo per l'imbucata con Aiello che recupera il pallone, prova a inventare qualcosa, alla fine trova una conclusione con la deviazione che non c'è, e dunque con la rimessa dal fondo per Moretti. Il pressing alto del Latina, prova a gestire il palleggio splendidamente Italian Coffee, poi l'ultimo tocco in avanti a cercare Di Sarò impreciso, e dunque rimessa laterale a favore del Latina con Maggi che va a raccogliere il pallone, pronto a far ripartire i suoi. Il tocco per Rabal, poi ancora il palleggio, la puntata in avanti però fuori misura con Italian Coffee che ricomincia. Altra rimessa laterale dopo l'intervento di Gianluca Greco con Del Pizzo pronto alla battuta. Il tocco all'indietro, di nuovo il numero 6, poi Moretti in avanti, il palleggio fuori misura con la palla che finisce in fallo laterale. Il Latina che può respirare, può far ricominciare l'azione un'altra volta dalla linea mediana del campo, quasi, con Johnny sul punto di battuta. Prova a fare tutto da solo Greco, ma si trascina il pallone direttamente sullo fondo. Riparte l'Italian Coffee con questa conclusione di prima intenzione da parte di Del Pizzo. C'è una deviazione con la sfera che finisce in fallo laterale, rimessa ancora per il Latina che ricomincia da Johnny, poi Rabal, ancora Johnny, di nuovo il numero 13, giocatore ungherese. Qui forse c'è un tocco con la mano, chiesto alla panchina di Latina, gran voce, e invece si continua a giocare con la conclusione da parte di Sardella e con la respinta a mani aperte di Maggi. E il calcio d'angolo a favore dell'Italian Coffee con il numero 12 Di Sarò sul punto di battuta. La palla all'indietro a cercare una soluzione, probabilmente al volo ma imprecisa da parte di un compagno di squadra. Ricomincia l'azione dell'Italian Coffee con la sfera che finisce in fallo laterale con Aiello pronto a far ripartire i suoi. Intanto il crono dice che sono andati via i primi 5 minuti e 25 secondi in questa prima frazione, sempre 0-0 il punteggio qui dalla Palabianchini, e con l'opportunità per il Latina in questa conclusione parata da Moretti. Il pressing da Aiello che prova a rubare il pallone, ancora Aiello che va a lottare con Del Pizzo, difende il pallone il numero 6 e alla fine è costretto a metterlo in fallo laterale. La rimessa di Aiello, per garantire la sicurezza degli atleti e per non disturbare il medico e lo staff sanitario che salutiamo e ringraziamo, vengono rialzati i materassi di protezione. Sono crollati i materassi di protezione, allora c'è un attimo il gioco fermo per qualche secondo.
e si ricomincia con la rimessa laterale a favore del Latina. Aiello sul punto di battuta, prova il mancino greco con la respinta e con un'altra rimessa laterale praticamente dallo stesso punto a favore del Latina. Sempre Aiello, e arriva il pallone in questo momento. Aiello, il tocco con la conclusione di Greco di prima intenzione, sempre col mancino, fermato, altra rimessa laterale qualche metro più indietro. Aiello sulla parallela per Johnny che prova a inventare qualcosa, alla fine decide di scegliere la soluzione indietro per Rabal, poi di nuovo Aiello, ancora Rabal, la palla per Greco che la controlla col mancino, di nuovo Rabal per linee orizzontali verso Johnny, il palleggio di Johnny con la grande giocata di Johnny che poi viene fermato con questa splendida scivolata da parte di Cividini, che va a frapporsi alla possibile conclusione dell'eclettico giocatore nerazzurro. Adesso ancora Greco prova a sfoderare il suo mancino, niente da fare, altra rimessa laterale per il Latina, gara molto tattica fino a questo momento, poche, anzi pochissime occasioni da segnalare, davvero pericolose. Prova adesso, eccola qua la prima più importante, Johnny con il destro, una rasoiata che quasi sorprendeva l'estremo difensore Moretti, con il calcio d'angolo guadagnato dal Latina. Aiello sul punto di battuta, vediamo come sfrutta la palla inattiva il Latina, ci prova Johnny al volo, una conclusione con l'esterno, ha colpito troppo sotto il pallone che si è perso ampiamente sul fondo, riparte Moretti. E qui attenzione perché c'è la grande giocata con l'anticipo da parte del numero 3 Cividini che poi sbaglia tutto, ha aperto il sinistro fallendo clamorosamente l'impatto con il pallone. L'occasione per l'Italian Coffee con Cividini che aveva fatto tutto bene liberandosi dell'avversario con una spallata regolare e poi ha sbagliato completamente la conclusione. Aiello, poi Johnny, ancora Lo Cicero, il capitano, prova Lo Cicero verso Johnny. Aiello, sale l'Italian Coffee, provare a disturbare la manovra, c'è l'ultimo tocco da parte del numero 8 Shaker con la palla che finisce in fallo laterale con Jander che ricomincia. Adesso la sfera è arrivata a Johnny, di nuovo Jander dentro, la palla è buona per Lo Cicero che prova a liberarsi dell'avversario ma ha perso anche il contatto con il pallone. Resta il Latina in proiezione offensiva con questa rimessa laterale. Aiello, il tocco per la conclusione da parte del numero 20 Lo Cicero con capitano che serve indietro Maggi direttamente tra le braccia dell'altro portiere Moretti. Riparte l'Italian Coffee con il Latina che giustamente chiede il calcio di punizione perché Moretti non poteva giocare nuovamente il pallone e dunque attenzione a questa palla inattiva, attenzione a questo calcio di punizione a favore dell'Inx Latina quando il crono dice che mancano 12 minuti 35 secondi al termine della prima frazione con il punteggio inchiodato sullo 0-0. I due falli commessi dall'Italian Coffee, uno soltanto del Latina che adesso però può sfruttare questa opportunità importante, praticamente un calcio di rigore con barriera. Ci sono Johnny e Aiello sul punto di battuta. Si aspetta il fischio del direttore di gara, sta per arrivare in questo momento. Il tocco con la conclusione, doppio rimpallo incredibile, si salva la difesa e la barriera dell'Italian Coffee con questa conclusione di Johnny che adesso Latina ha provato nuovamente a scaldare le mani all'estremo difensore avversario, sfortunato il Latina della circostanza precedente su questa conclusione da calcio piazzato, ha trovato la direzione prima di un giocatore e poi di un altro, la palla è rimasta lì.
e Latina ha sfiorato il gol del vantaggio, ma adesso ci riprova ancora il team di Lorenzo Nitti con ancora Johnny che va a calciare col mancino. C'è una deviazione, altra rimessa laterale a favore dei padroni di casa che adesso spingono sull'acceleratore con il tecnico dell'Italian Coffee Giampaolo che va a richiamare i suoi a una maggiore attenzione nella fase difensiva. Il tocco con la conclusione deviata, calcio d'angolo ancora per il Latina. Il tocco con questo tiro fuori misura da parte di Jander che ha colpito troppo sotto il pallone, si è perso ampiamente sul fondo e può ricominciare l'azione l'Italian Coffee sempre dal suo portiere Moretti. Che occasione per il Latina su calcio di punizione qualche istante fa, ne aveva avuta una anche l'Italian Coffee con Cividini e adesso ancora il tentativo da parte di Sardella che prova a liberare il mancino ma calcia male, pressato da un avversario, e dunque si ricomincia con l'opportunità a favore del Padova fallita e con il Latina che ricomincia la manovra. Maggi in avanti e qui è splendido il lavoro da parte di Federico Palmegiani, però non riesce poi a trovare il contatto col pallone, ma ancora Palmegiani che lo va a recuperare. Riparte il Latina, prova a sfondare a sinistra ma c'è l'anticipo da parte di Shaker su Johnny che va a battere la rimessa laterale. Johnny, poi lo Cicero, ancora il fallo o la palla è uscita? No, la palla è uscita credo. Sembra questa l'indicazione del direttore di gara e si ricomincia con la rimessa laterale a favore dell'Italian Coffee. Del Pizzo, il tocco per Shaker, poi sulla parallela con Rabal che va a lottare come un leone, ruba il pallone, poi Palmegiani fermato, forse la tocca, anzi no, sembrava avesse toccata con un braccio Sardella, ma è tutto regolare. Riparte nuovamente il Padova, questo lungo palleggio Italian Coffee, ma non trova soluzioni a destra e allora ricomincia la manovra dalla sua metà campo. Del Pizzo, Sardella sempre a sportellate con il suo avversario, poi attenzione questa iniziativa Sardella la suolata e poi bravo Palmegiani a buttarsi in scivolata e a far carambolare il pallone addosso all'avversario, esattamente il numero 7 Alba. Riparte l'X Latina con l'Italian Coffee che resta in proiezione offensiva a pressare alto. Qui c'è il fallo, anzi no, sembrava essere fallo, tutto regolare, poi il fallo lo commette invece lo Cicero. Con le proteste ovviamente del pubblico di fede nerazzurra per l'intervento non sanzionato a detta dei tifosi del Latina nella circostanza precedente, mentre è stato sanzionato questo di Lo Cicero, intervento scomposto netto. Il secondo fallo del Latina, 10:32 dal termine della prima frazione. Il calcio di punizione dell'Italian Coffee con Sardella sul punto di battuta. La lunga rincorsa, a fianco c'è anche Dudu Costa, il capitano. Il sinistro con la parata di Maggi. Rabal, colpo di tacco da dimenticare, giocata leziosa nella zona del campo dove tutti i tecnici si arrabbiano. E riparte nuovamente l'Italian Coffee. Adesso con Di Sarò, poi il palleggio indietro Costa con Del Pizzo che non riesce a raggiungere il pallone e allora ancora i cambi di Lorenzo Nitti che rimette sul parquet Greco
qui non la controlla Palmegiani, Costa, poi Moretti, ancora Sardella in avanti, la palla è buona ma è bravo anche Maggi ad uscire su Di Sarò. Lo Cicero, sempre 0-0 il punteggio, 10 minuti al termine del primo tempo, 3 i falli commessi dal Italian Coffee, 2 dal Latina, un paio di occasioni importanti per parte. Partita molto equilibrata, molto tattica, con questa conclusione adesso bassa, preda di Moretti, con ovviamente 3 punti in palio importanti per entrambi. Questo girone di ritorno dove non si può più sbagliare. Il Latina aveva iniziato benissimo il campionato, aveva vinto proprio sul campo di Italian Coffee 4-3. Poi tante partite anche con... Intanto c'è la conclusione fantastica al volo da parte di Cividini, che quasi sorprendeva l'estremo difensore Maggi. E adesso insiste nuovamente l'Italian Coffee con Maggi questa volta, che può controllare facilmente in presa alta, e poi prova a far ricominciare Johnny, che trova il pallone con il destro ma non riesce a controllarlo. Dicevamo di un Latina che aveva iniziato bene il campionato, alcuni risultati importanti, poi anche un po' di sfortuna per i ragazzi prima allenati da Basile, in tante circostanze in cui avrebbero probabilmente meritato qualcosa in più. Hanno relegato strada facendo il Latina nelle zone basse della classifica, società che poi è stata costretta a una mezza rivoluzione, e adesso sono arrivati nuovi innesti giovani. Intanto ancora l'opportunità per il Latina, che va a divorarsi il gol. Intanto c'è anche il cartellino giallo per giocatore del Latina, si tratta del numero 3 Cividini. Nella circostanza precedente il Latina ha avuto la clamorosa palla gol per sbloccare il punteggio. Si è salvato anche in questo caso la difesa del Italian Coffee, forse troppo altruista alla fine la formazione nerazzurra nella fase offensiva. Nell'ultimo passaggio, e ancora questa conclusione, palla esterna, colpito da Rabal con questo tiro foglia morta. Moretti non ci sarebbe arrivato. Riparte nuovamente l'Italian Coffee, e qui l'ultimo tocco del giocatore con la maglia numero 6 esattamente del pezzo. Altra rimessa laterale per Latina, che adesso insiste a 8:45 dal termine della prima frazione. Buon momento per i padroni di casa. Ancora la conclusione, ancora Moretti, poi la sfera che resta lì. Ci aveva provato Palmegiani. Attenzione qui a Palmegiani che va a recuperare il pallone dopo il buon intervento di Rabal, ma la rimessa laterale per l'Italian Coffee. Di Sarò, il tocco all'indietro per Del Pizzo, poi ancora il numero 6, largo per Di Sarò, col mancino in avanti dove non c'è nessuno perché Del Pizzo era andato dall'altra parte del campo. Greco, Johnny, Rabal, Aiello, poi la palla in avanti direttamente tra le braccia dell'estremo difensore Moretti. Attenzione qui con l'assist di Moretti in avanti a cercare Cividini, che non riesce a controllare il pallone, non riesce a girarsi. Riparte Maggi, Johnny perde il pallone, raddoppiato, poi attenzione qui Johnny che prova a sradicare l'avversario, ci riesce Johnny, ancora Johnny, la finta, la controfinta, poi resta il Latina in avanti con l'azione che prosegue, con Johnny che poi perde il contatto con il pallone, e qui c'è il fallo e il cartellino giallo per Rabal.
anzi per il numero 21, chiedo scusa, Greco, per questo intervento in scivolata scomposto, che ha fermato questa transizione offensiva pericolosa per l'Italian Coffee, con il Latina che prima si è divorato un altro gol. E ancora una volta un po' di indecisione, un po' di tocchi in più nella fase offensiva da parte di Johnny. Ha perso l'attimo, ha perso il famoso tempo di gioco e ha fatto sfumare questa opportunità per i padroni di casa. Si pareggia il conto dei cartellini. Anzi no, credo ne siano 2 per il Latina, perché è stato aumentato anche lo Cicero. Riparte nuovamente l'Italian Coffee con Sardella che fa tutto benissimo, prova a calciare col mancino ma lo strozza troppo e arriva il primo time out dell'incontro chiesto da Lorenzo Nitti. 13 secondi alla fine del primo tempo. Proviamo a darvi qualche risultato. E allora sono 2-0 Pesaro contro Genova, 1-0 il Rieti con il Catania e 1-1 Sandro Abate contro Cyber Terlaniene, 2-2 Signor Prestito contro il Pescara. Chiedo scusa. Con questi parziali fino a questo momento, questa prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A, la prima del 2020. E qui dal Pala Bianchini siamo ancora 0-0 tra Nix Latina e Italian Coffee, partita molto equilibrata, posta in palio importante, scontro salvezza, Petrarca 12, Genova 11, Arzignano 10, Latina 9, insieme al Todis Lido di Ostia, ma è tutto in gioco, la linea 7, davvero è una lotta fantastica in questo campionato, sia nella zona alta della classifica con il Pesaro che ha preso un po' di margine di vantaggio, ma resta tanto equilibrio. Questa Serie A di quest'anno allargata a 16 squadre, per la prima volta dal 2003 non accadeva che il campionato nazionale tornasse a 16 squadre. Un bellissimo biglietto da visita con tante realtà nuove e con tanta voglia di futsal. Il Latina, così come ha detto il presidente La Starza, prova a raggiungere il traguardo salvezza dopo la rivoluzione di dicembre. Italian Coffee prova a tagliare il traguardo di permanenza in Serie A alla sua prima volta. Moretti, Dudu, Costa, poi ancora Sartella con la lotta tra lui e Raballo e anche la stretta di mano, il 5 tra i due giocatori. Il tocco all'indietro per Dudu, poi palla che finisce sotto la nostra postazione con la rimessa laterale a favore ancora della formazione ospite. E di nuovo rimessa laterale a favore della l'Italian Coffee. A conclusione con la deviazione, con la palla che finisce nuovamente in calcio d'angolo a favore degli ospiti. Sempre 0-0 il punteggio a 6:24 dal termine della prima frazione, 4 i falli commessi dall'Italian Coffee, 3 dal Latina. Occhio dunque a questa situazione falli, con ancora uno a disposizione degli ospiti prima di rischiare di poter mandare ovviamente al tiro libero i padroni di casa. Di nuovo Costa, partita molto lenta adesso dopo un forcing di qualche minuto per il Nix Latina. Prova Sardella, difende il pallone, poi lo lascia, lo scarico per il tiro a Costa con la sfera che viene deviata in fallo laterale.
Di nuovo Costa. Il tocco all'indietro per Moretti. Prova a rubare il pallone Palmegiani, la palla in avanti ancora per Costa che lo gestisce alla perfezione ma è costretto a ripartire dalla sua metà campo. Qui quasi un errore di Costa con un rischio con questo palleggio per linee orizzontali, poi forse una spinta da parte del capitano, l'arbitro è lì a mezzo metro, c'è soltanto un richiamo verbale da parte del direttore di gara. Con Johnny che serve adesso numero 20 Lo Cicero, capitano. Rimessa tra i cambi del tecnico Luca Giampaolo. Il tocco all'indietro con il fallo commesso intanto di proteste da parte di Lo Cicero. E adesso siamo in perfetta parità anche sul numero dei falli. Latina è arrivato a 4, così come quelli dell'Italian Coffee. Calcio di punizione per gli ospiti, sul punto di battuta c'è Del Pizzo. Di lui vediamo solo la testa dalla nostra postazione. Parte col mancino e poi la sfera che resta lì, ancora Del Pizzo. L'imbucata, attenzione, la clamorosa palla gol fallita dall'Italian Coffee. Con questa conclusione di Shaker, dopo il passaggio illuminante da parte di Del Pizzo, Shaker ha avuto l'opportunità di calciare verso la porta tutto solo, ma non ha inquadrato il bersaglio. Palla gol fallita dall'Italian Coffee a 5 minuti e 19 secondi al termine del primo tempo. Non si schioda il punteggio dallo 0-0 iniziale. Entra anche la Croce Rossa per soccorrere un giocatore che non abbiamo individuato. La partita si è infiammata soltanto a tratti in questo primo tempo, frutto di iniziative personali, con il Lynx Latina che è andato vicino al gol soprattutto in occasione di una palla inattiva su un calcio di punizione dopo un retropassaggio irregolare, praticamente un rigore con una barriera, doppia deviazione, si è salvato in qualche modo il team ospite. Intanto si è rialzato Lo Cicero che era finito a terra, colpito probabilmente involontariamente oppure un piccolo indolensimento per lui muscolare. Vediamo, costretto ad uscire il capitano, applaudito dal pubblico, tanti giovani in campo per il Latina, non lo dimentichiamo mai, tanti ragazzi che stanno trovando spazio in questo momento della stagione, il palcoscenico della Serie A. E adesso ci prova nuovamente Italian Coffee con la sfera che finisce sul fondo. Il lancio di Maggi completamente fuori misura. Ancora la puntata in avanti con Maggi che va a raccogliere il pallone. Poi la sfera che finisce in fallo laterale con Italian Coffee che fa ricominciare la manovra. Attenzione, in 4 secondi ha rischiato qualcosa Italian Coffee.
Ora quasi palla rubata con Palmegiani che poteva andarsene via in un cost to cost. Rimessa da 3 a favore degli ospiti. Di Sarò all'indietro per questa giocata fermata, scontro con la rimessa laterale ancora a favore dell'Italian Coffee. 4:30 sul crono al termine del primo tempo, 7-0 il punteggio qui dal Pala Bianchini. Moretti, poi l'assist in avanti di Disarò, fuori misura. Rabal per il Latina, Jander, Rabal, Johnny, Jander, poi ancora Johnny sulla parallela, ottima giocata qui di Jander, però chiuso da una serie di avversari in 2 su di lui. Jander va a prendersi la rimessa laterale, riparte Johnny, ha provato l'assist in avanti verso Palmegiani, spostato Johnny, tutto regolare per il direttore di gara. Riparte Moretti, il tocco corto, poi Johnny in anticipo con la rimessa dal fondo a favore dell'Italian Coffee. 3:47 sul crono, andiamo a scandire in questa parte finale di primo tempo con il time out già chiesto dal Latina con Lorenzo Nitti. Vediamo se Giampaolo riterrà opportuno fermare il crono per 1 minuto. Intanto riparte nuovamente il Lynx Latina con questa iniziativa, poi quasi autogol con l'ammonizione di Sardella e con il calcio di punizione a favore del Lynx Latina, con il quinto fallo commesso da Italian Coffee. Un'azione un po' confusa. Altra chance per il Lynx Latina che adesso in questi ultimi 3 minuti e 33 secondi prova a sfruttare questa situazione falli favorevole, ma intanto va a battere questo calcio di punizione. C'è Aiello sul punto di battuta, c'è Johnny un po' più indietro, stessa situazione di prima. Prova Johnny il destro, deviato, poi la sfera che resta lì, ancora il tocco all'indietro, niente da fare per il Latina che va a recuperare per un attimo il pallone con Johnny, poi lo difende in maniera egregia Alba. Il lancio in avanti con Sardella che ha rischiato qualcosa qui con un tocco quasi con un braccio. Aiello. Attenzione qui l'errore, la palla guadagnata dall'Italian Coffee e con la parata di Magicic. Ora Greco parte con questa splendida incursione, ha fatto una finta, cercare di disorientare l'avversario ma non ci è riuscito. Dudu, adesso Sardella, Alba, la finta di Dudu che va a prendersi la fallo commesso credo da Jander, ed è il quinto fallo commesso anche dal Latina. Dunque situazione falli 5-5 a 2:54 al termine della prima frazione, così come dice anche lo speaker del Pala Bianchini. Vediamo come prova a sfruttare questa palla inattiva l'Italian Coffee con il capitano sul punto di battuta. Dudu, Costa, il tocco per Sardella, poi all'indietro per Moretti, adesso è Del Pizzo pressato, ancora Del Pizzo che rischia per linea orizzontale a portare palla, poi nuovamente Sardella, chiuso Sardella da 2 avversari, riesce a trovare la giocata in avanti. Hanno chiesto un tocco con la mano i giocatori dell'Italian Coffee, l'arbitro ha lasciato proseguire il gioco e va a dire qualcosa anche al tecnico Giampaolo per le proteste.
La palla recuperata ancora dal Latina, attenzione alla situazione falli, a 2:21 dal termine del primo tempo, ne hanno commessi entrambi 5. Prossimo fallo, scatta il tiro libero, o da una parte o dall'altra, ma intanto rimessa dal fondo per l'Italian Coffee. Moretti, rimessa laterale per il Latina, anzi per l'Italian Coffee. La palla in avanti con l'anticipo e con Moretti che prova a fare cominciare i suoi. Maggi controlla la traiettoria della sfera che finisce sul fondo. 1:46 al termine del primo tempo, 0-0 il punteggio, 5 falli a testa. Aiello, poi l'anticipo da parte di Del Pizzo con la palla che finisce in fallo laterale. Aiello, Rabal, fermato, altra rimessa laterale a favore del Latina. Johnny il tocco con Rabal, ancora Rabal, la giocata che diventa un tiro insidiosissimo con l'esterno destro, deviato, calcio d'angolo, l'opportunità per il Latina a 1:18 dal termine. Il tocco all'indietro per la conclusione, una sassata incredibile con l'intervento poderoso, fantastico di Moretti che si è disteso, mani unite. Ha respinto questa conclusione, attenzione adesso il fallo, cartellino giallo per lo Cicero e tiro libero a favore dell'Italian Coffee. A 1:06 dal termine della prima frazione, l'opportunità dei 10 metri per la formazione di Giampaolo di sbloccare il punteggio dopo la grande parata di Moretti nella circostanza precedente che ha sventato la minaccia su una conclusione fantastica alla media distanza, mi sembra, di Johnny. Adesso invece l'opportunità è per il team di Giampaolo con Alba che prende una lunga rincorsa. Il destro traversa, poi la palla è uscita e adesso hanno gridato al gol ovviamente i giocatori dell'Italian Coffee, ma la palla ci è sembrata ampiamente fuori la linea di demarcazione della porta. Occasione fallita dai 10 metri, ma adesso riparte Johnny, la palla larga con la conclusione in mancina sull'esterno della rete da parte di Palmegiani. Si infiamma il match in questi ultimi 40 secondi del primo tempo. Ancora prova a sfondare a sinistra Cividini, la palla che finisce sul fondo. Il tiro libero con la traversa colpita da parte di Alba, la palla che si è schiantata sotto la parte anteriore della traversa, finendo però in campo. Anche se per un secondo ovviamente i giocatori di Italian Coffee hanno gridato al gol. Poi il Latina che ha avuto un'altra opportunità con Palmegiani, adesso in questi ultimi 27 secondi prova a gestire il palleggio con Johnny, la finta, ancora Johnny
prova a farsi largo per una conclusione, il tocco all'indietro, Johnny dentro la conclusione, arriva adesso con Palmegiani, quasi un passaggio verso la corrente Jander di Palmegiani, ha calciato con tutta la sua forza. 10:38 al duplice fischio di chiusura, riparte ancora una chance per il Latina, attenzione con la palla per il sinistro di Greco con la deviazione, l'ultimo tocco del numero 21, l'uscita di Moretti con il corpo tenuto alto, con una parata in grande stile per l'estremo difensore dell'Italian Coffee, che ha sventato la minaccia a 3 secondi e 8 dal termine. Moretti prova l'ultimo lancio in avanti con l'anticipo con Johnny che non ha il tempo però per calciare in porta, e dunque si chiude così questa prima frazione al Palabianchini con il punteggio inchiodato sullo 0-0 tra l'X Latina e Italian Coffee Petrarca. Noi ci fermiamo e ci sentiamo per la ripresa.
Ci siamo per il secondo tempo qui dalla Pala Bianchini in questa 16ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Sta per iniziare il secondo tempo, prima frazione che si è conclusa con il punteggio a reti bianche 0-0 con tiro libero fallito da Alba a 50 secondi alla fine della prima frazione, con una gara molto equilibrata che si è accesa a tratti con alcune occasioni importanti da parte del Lynx Latina, magari a volte troppo lezioso nella fase offensiva, con un paio di parate davvero degne di nota da parte dell'estremo difensore Moretti, alcuni errori clamorosi sotto porta per il team Italian Coffee. Come detto, l'occasione sul tiro libero fallita da Alba che ha preso la travezza, poi la palla è sbattuta in campo. Vediamo adesso questa ripresa che cosa ci dirà in questa prima chance per il Lynx Latina. La palla deviata, anzi no, con la rimessa al fondo e con Moretti pronto a far ricominciare i suoi, come abbiamo detto in apertura di telecronaca, mentre riparte Johnny con l'assist e con il tentativo da parte di Giander, uno dei nuovi arrivati, uno dei nuovi volti per Lorenzo Nitti, che ha preso il timone di comando della squadra da qualche settimana. Adesso ancora questa conclusione da parte di Johnny, che ha provato a incrociare il destro non inquadrando il bersaglio. Una squadra molto giovane con tanti volti nuovi, con tanti giocatori che ancora devono arrivare per provare a affrontare un girone di ritorno complicato per la classifica dell'X Latina, con l'Italian Coffee che ha pareggiato la settimana scorsa sul campo della Cyber Telaniena, uno scontro diretto per la salvezza, +3 sul Latina, ma è una classifica molto corta anche nelle zone basse dove tutto può accadere in questo girone di ritorno, dove ci sono stati degli accorgimenti, delle mezze rivoluzioni come quelle che abbiamo raccontato appunto nella formazione nerazzurra, con tante partite come queste che si preannunciano sicuramente equilibrate ma fondamentali poi alla fine in chiave salvezza. E adesso ci prova nuovamente l'X Latina con questa palla all'indietro fuori misura con la ripartenza dell'Italian Coffee, con la palla che finisce sul fondo. Io sento un fischio, ritorno in cuffia, speriamo che sia tutto regolare per l'audio, per chi ci sta ascoltando attraverso la pagina Facebook di PMG Sport Futsal, per tutte le dirette di Calcio 5 in Serie A. C'erano degli altri anticipi in questo primo venerdì del 2020, tra poco vi aggiorneremo anche con gli altri risultati. Io saluto anche il collega Carmine Esposito, il telecronista ufficiale Latina, che per un piccolo impedimento non è riuscito ad arrivare qui alla Pala Bianchini nella gara di oggi. Ovviamente Carmine sarà al timone di comando del microfono dalle prossime gare interne del Lynx Latina. 1:25 trascorsi in questo secondo tempo, con Maggi, nuovo arrivato, il portiere italo-argentino, che ha preso il pallone e ha fatto ripartire i suoi. Johnny. Poi ancora il tunnel con l'uscita e con calcio di punizione guadagnato dall'Italian Coffee. 4 gli ammoniti nel primo tempo, Cividini e Sardella per l'Italian Coffee, Greco e Lo Cicero invece per il Latina. Primo fallo commesso dai padroni di casa dopo 2 minuti e 5 secondi. Calcio di punizione a favore dell'Italian Coffee. Sul punto di battuta c'è il capitano Dudu Costa, lascia invece al mancino con la conclusione che finisce la bocca dello stomaco di Rabal. Ci ha provato del pizzo, poi Sardella adesso che serve all'indietro per questa conclusione, la fantastica parata da parte di Maggi sul tiro di Alba. Una puntata velenosissima, Maggi bravo a distendersi e a deviare in calcio d'angolo. Si fa vedere Sardella, ma recupera ancora Maggi che fa ripartire i suoi
con la palla buona per Johnny, prova a calciare col destro, deviato ancora da Alba in tutte le zone del campo, sempre pronto anche a difendere. E adesso calcio d'angolo per il Lynx Latina, il tocco all'indietro, la finta con il destro di Palmegiani, deviato, con qualche difficoltà Moretti recupera il pallone, poi lancia in avanti Del Pizzo. Riparte Rabal, Lo Cicero, Johnny, Jander, poi ancora Johnny fermato, rimessa laterale a favore della Latina. L'errore qui di Lo Cicero con la rimessa laterale ancora a favore della Italian Coffee. Poi il tocco in avanti con la conclusione fermata e con la sfera che finisce in fallo laterale. Chiama lo schema Shaker, il tocco era al centro a cercare la conclusione di Alba, che protesta per una presunta trattenuta, ma la palla finisce sul fondo, anzi una rimessa laterale per il Latina, e anche in questo caso c'è l'errore in battuta di Aiello, perché c'è un'altra rimessa laterale a favore dell'Italian Coffee con Del Pizzo che chiede il punto esatto per far ricominciare l'azione. Il tocco per Alba, Sardella ancora all'indietro per il numero 7, la giocata con Johnny che si frappone con il corpo, lo va a difendere, poi c'è la spinta ingenua da parte di Alba che, frenato addosso all'avversario, va a commettere fallo. Aiello, e qui attenzione perché c'è il fallo commesso da parte di Rabal, che ha provato con una giocata di liberarsi dall'avversario, poi ha perso il contatto con il pallone e ha rischiato anche il giallo. Il numero 13 nerazzurro. Va sul punto di battuta Alba ancora. Vediamo come sfrutta questa palla inattiva, se con uno schema su una conclusione direttamente in porta l'Italian Coffee. Va Alba, è uno schema che però non riesce perché Sardella sbaglia tutto. Maggi, portiere ne è arrivato al suo esordio qui a Latina, dimostrato tutta la sua forza. Intanto qui un rimpallo, poi riparte Aiello, spazio per Aiello, fermato da ripiegamento difensivo da parte di Shaker. Dicevamo della bravura di Maggi prima con una grande parata in tuffo, si è disteso col braccio sinistro e ha deviato una conclusione difficile. Moretti, anche lui bravo nel primo tempo ad opporsi a una conclusione dalla distanza bassa e potente. Moretti in avanti, esce Maggi a controllare la traiettoria del pallone. Intanto siamo arrivati a 4 minuti trascorsi in questo primo tempo, secondo tempo, chiedo scusa, sempre 0-0 il punteggio. Riparte nuovamente l'X Latina che prova a trovare una soluzione, fermato, poi c'è l'errore con la palla che resta lì e con lo scontro tra Palmegiani e Moretti, e con l'arbitro che giustamente dice ai massaggiatori di entrare subito in campo, perché Palmegiani nel tentativo di anticipare il portiere forse lo ha colpito involontariamente, ovviamente.
Stava per nascere un'occasione importante per il Lynx Latina, con Moretti che è rimasto a terra. Intanto proviamo a leggere qualche risultato. Ital Service Pesaro 3-0 con il Genova, poi Rieti 2-0 con la Meta Catania. Il pareggio della Cyber Ternani a sorpresa sul campo della Sandro Abate 3-3 in questo momento. Tra l'altro nella Cyber Ternani giocano tanti ex giocatori del Latina. Il Pescara che vince 5-3 sul campo del signor Prestito. E dunque questi sono i risultati fino a questo momento delle gare in corso, mentre non c'è stato ancora alcun gol qui al Palabianchini. Nello scontro salvezza tra l'X Latina e Italian Coffee. La palla in avanti, non controllata da parte di Cividini, con la rimessa dell'X Latina. Il grande aggancio di Palmeggiani che ha controllato splendidamente il pallone. Poi non è riuscito a trovare una soluzione ideale per proseguire l'azione. Riparte nuovamente l'Italian Coffee. Vediamo se il match si scalda con la conclusione di Palmeggiani col mancino, la parata di Moretti. Che chance ancora per il Lynx Latina. La suolata qui con il colpo di tacco e con Cividini che prova a lottare sul pallone, viene pressato da Giander e poi gli frana addosso. Giander a commettere un fallo ingenuo in una zona del campo dove poteva assolutamente soltanto provare a contrastare l'avversario. Va a regalare il terzo fallo all'Italian Coffee con il tecnico Nenzonetti che si è arrabbiato un po' in panchina. Ma riparte nuovamente la formazione nerazzurra. Ancora Iello, la palla per Giander, poi la controlla Palmeggiani che se la porta a spasso all'indietro, ancora col mancino Palmeggiani, la palla buona soltanto per un secondo perché poi finisce oltre la linea di demarcazione del campo, e dunque per la rimessa 3 a favore di Italian Coffee. 5 minuti 8 secondi trascorsi, 7-0-0 il punteggio, 3 già i falli commessi a Latina, 1 dall'Italian Coffee. Petrarca, Padova, il lancio di Maggi direttamente tra le braccia del portiere avversario, e adesso Moretti prova a far ripartire i suoi. Il rimpallo favorisce il Lynx Latina, anzi no, l'ultimo tocco è di Lo Cicero e dunque sarà rimessa a 3 a favore dell'Italian Coffee. Va Dudu Costa a battere, anzi no, lascia il compito per ricevere il pallone. Dudu Costa, attenzione, da posizione defilata quasi sorprendeva la difesa della Latina. Dudu Costa, poi il rimpallo, la sfera che resta lì, ancora la conclusione con il gol in maniera fortuita di Dudu Costa che trova la deviazione vincente e sblocca il punteggio alla Palabianchini. Se l'è trovato praticamente sulla caviglia Dudu Costa, ma è stato bravo e intelligente a deviare la sfera in fondo al sacco dove nulla ha potuto questa volta l'estremo difensore Maggi, e con il Petrarca che si porta in vantaggio dopo 5 minuti e 40 secondi. Il gol del capitano Dudu Costa. Aiello, Lo Cicero, poi ancora Aiello, di nuovo il numero 3, e adesso sortisce l'effetto desiderato, il pressing offensivo da parte di Italian Coffee con
La rimessa laterale guadagnata dagli ospiti, battuta da Di Sarò, poi Del Pizzo. Il tocco per Dudu Costa che ha sbloccato il punteggio qualche istante fa con una deviazione vincente, anche un po' fortuita, però va bene così per Italian Coffee ovviamente. Vediamo quale sarà la reazione di Latina, che intanto si deve difendere dalla conclusione di Sardella e dalla grande parata di Maggi, distinto, ha piegato la gamba. Dudu Costa, intanto abbiamo anche aggiornato il punteggio con il vantaggio dell'Italian Coffee. Un piccolo problema con la grafica, abbiamo subito risolto. Lo Cicero, Aiello, poi ancora Rabal, Lo Cicero, l'anticipo di Dudu Costa, Maggi, autore prima di una grande parata, distinto con il ripiegamento della gamba sulla conclusione di Sardella. Qui rischia qualcosa ancora il Lynx Latina, poi la recupera Palmeggiani, la perde nuovamente Dudu Costa, rimpallo Falucci Latina, subito numerica, Aiello può scaricare il pallone, lo fa per Palmeggiani, si defila, poi riesce a trovare comunque la conclusione, ma c'è la deviazione di Moretti, calcio d'angolo per il Lynx Latina. Crampi per Del Pizzo, credo, rimasto a terra, ma si rialza. Vediamo se Giampaolo lo cambia. Sì, è così. Esce subito il numero 6 dopo l'accenno di crampi. Si ricomincia con il calcio d'angolo a favore di Lynx Latina, che ha avuto la chance di pareggiare, superiorità numerica non sfruttata da Palmeggiani, che si è defilato troppo per calciare in porta. C'è comunque riuscito, ma Moretti non si è fatto sorprendere sul palo di competenza. Il tocco ancora con la conclusione di Rabal deviata. Il Lynx Latina più attento nella fase difensiva, ma meno efficace fino ad ora nella fase offensiva rispetto alle ultime prestazioni offerte qui al Palabianchini. Ovviamente il tecnico Lorenzo Nitti deve trovare la sintesi giusta per provare a risalire la china. Intanto qui la deviazione quasi sorprende il portiere Moretti. Per l'Italian Coffee invece, come detto, una partita ovviamente fondamentale in chiave salvezza per poter distanziare ancora di più il Latina e prendere un buon margine di vantaggio. E adesso stanno avendo ragione i ragazzi di Giampaolo, ma il Latina prova a reagire. Lo fa con il palleggio adesso di Lo Cicero sulla parallela, la palla è buona, attenzione, la conclusione con l'uscita di Moretti che si oppone alla conclusione di Rabal. Poi la grande giocata con la finta e la conclusione e la parata di Maggi, la palla che resta lì. Che chance per l'Italian Coffee con la giocata fantastica di Alba, ma con Maggi che si sta dimostrando un portiere efficace, concreto, determinante. Si è fatto anche male, l'ha presa in pieno petto praticamente. Alba ha fatto una grandissima giocata, ha superato l'avversario, poi il secondo l'ha disorientato con una finta portandosi la sfera sul destro, ha calciato sull'uscita di Maggi che non si è fatto superare. Bravi i due portieri fino a questo momento. Maggi attento tra i pali, Moretti anche lui non si scompone mai, riesce a trovare sempre la posizione corretta in porta e a non lasciare troppi spazi vuoti nel difendere la porta. Intanto il crono dice che mancano 12 minuti e 16 secondi al termine della partita. Non è cambiata la situazione dei falli dopo i primi 3 commessi alla Latina in pochi minuti. Un fallo soltanto commesso dall'Italian Coffee, che adesso va a battere questa rimessa laterale con questa conclusione. Deviazione? Mi sembra di sì. Calcio d'angolo, sì, lo dice anche il direttore di gara. Lo va a battere Shaker, che ha avuto una clamorosa palla gol nel primo tempo.
Adesso sbaglia tutto, riparte Maggi, però l'arbitro dice che non va bene perché bisogna ribattere il calcio d'angolo, credo. Lascia questo strano schema il compito della battuta a Di Sarò, la palla poi toccata all'indietro con suo tiro da dimenticare, completamente fuori misura. Riparte Maggi, in avanti, non c'è il fallo, tutto regolare. Attenzione ancora Alba, scarica il pallone, questa volta sbaglia tutto. Maggi va veloce come un felino a raccoglierlo e a servire Johnny, che prova a girarsi ma è circondato, viene fermato da un fallo commesso da Cividini. Riparte subito il Latina con Aiello, il tocco all'indietro, lo Cicero che chiama raccolta i suoi, prova Johnny adesso a sfondare a sinistra. Vediamo nell'1 contro 1 cosa sa fare Johnny e la sua giocata, la parata di Moretti con la risposta dell'estremo difensore dell'Italian Coffee e con lo spazio aperto per la formazione ospite che va a divorarsi il gol due volte, prima con la conclusione da parte di Sarò e poi con il sinistro di Alba. Di nuovo l'anticipo però per Italian Coffee che calcia e con Maggi che va a recuperare il pallone. Si infiamma il match al Palabianchini a 11:30 dalla fine, con la transizione offensiva da parte dell'Italian Coffee fallita due volte e con il Latina che prova a rispondere adesso grazie a questa iniziativa a sinistra, con la conclusione con la parata di Moretti, calcio d'angolo, ma sul punto di battuta. Jander, il tocco all'indietro, troppo all'indietro per Johnny, la recupera, poi non la difende con il corpo, ma c'è un fallo e purtroppo ho un po' di persone davanti. Eh sì, è calcio di punizione, dunque si pareggia il conto dei falli a 11:11 dal termine della partita. 3-3 la situazione falli, con il Lynx Latina che può sfruttare questa palla inattiva, con Jander pronto, vediamo alla conclusione a un assist, uno schema. Jander prova il destro, è un tiro pericolosissimo, c'è stata anche una deviazione con il calcio d'angolo guadagnato dai padroni di casa. Va Jander, poi ancora la conclusione, con il fallo commesso da Johnny che ha spinto l'avversario, secondo il direttore di gara, il capitano Duru Costa. Quarto fallo commesso dalla Latina da parte di Johnny. Riparte l'Italian Coffee, partita che resta molto equilibrata, può accadere qualsiasi cosa, vediamo se il Lynx Latina avrà la forza per recuperarla o l'Italian Coffee di chiuderla. Qui ha chiesto il fallo lo Ciccio, anzi Greco, non è d'accordo il direttore di gara. Jander, il tocco indietro per Johnny, poi lo Cicero. Johnny, Maggi dentro, fermato, attenzione all'errore con la possibilità dell'Italian Coffee di partire, ma è bravo Jander in scivolata, ha rischiato qualcosa ma era convinto di andare dritto sul pallone e dunque la rimessa per l'Italian Coffee che riparte da Moretti, in avanti direttamente tra le braccia di Maggi. Greco, spazio per lui, attenzione alla conclusione fermata, poi il rimpallo che favorisce ancora il giocatore con la maglia nera azzurra, rimessa laterale per il Latina. Il tocco per Johnny, l'imbucata, può girarsi e può calciare ma viene fermato. Ancora Jander, riparte Dudu Costa, riesce a servire Alba. Alba prova una giocata solitaria ma si trascina il pallone direttamente in fallo laterale. È dato via il terzo quarto di gara. Meno di 10 al termine, 9,56 per esattezza, sempre Italian Coffee in vantaggio 1-0 grazie al gol di Dudu Costa.
ma la partita resta viva con ovviamente il punteggio in grande equilibrio, con Lynx Latina che prova a spingere adesso con Johnny. Ancora Johnny nell'1 contro 1, Johnny si fa sradicare il pallone, poi ovviamente non rischia il fallo, ma Italian Coffee è lì, la grande parata di Maggi, distinto ancora su Costa. Che cosa ha preso Maggi, ma quanto è bravo questo portiere, il numero 88 italo-argentino Maggi, bravissimo a respingere una conclusione a colpo sicuro di Costa. Dodò e ancora Alba, attenzione, la palla dentro con il Latina che adesso rischia di capitolare ancora, ma può ripartire con questa transizione offensiva, con questa conclusione con Moretti che non si scompone. Ancora Alba dentro, la recupera Johnny, poi lotta ma non trattiene il pallone in campo il numero 7 Alba, con la palla che finisce in fallo laterale. 8:58 al termine. Rabal, poi ancora il numero 13 Johnny, spalle alla porta, prova a girarsi, se la porta sul mancino, fermato da Di Sarò. La palla dentro, poi ancora Jander, la conclusione con Johnny che la riprende, insiste il Latina, il tocco ancora con controllo difettoso da parte di Rabal, ultimo tocco del giocatore in maglia rossa e dunque rimessa laterale, con l'arbitro che va a dire a un giocatore dell'Italian Coffee di sedersi in panchina. Altra rimessa laterale battuta con Johnny, prova a liberarsi, poi la conclusione fermata di Lo Cicero. Ancora rimessa laterale per il Lynx Latina. 8:22 al termine, 4 i falli commessi Latina, 3 dall'Italian Coffee. 1-0 il punteggio a favore degli ospiti grazie al gol di Dudu Costa. E adesso nuovamente i nerazzurri sul punto di battuta. La conclusione di Greco, fermato. L'arbitro va a dire qualcosa in area di rigore a Johnny e a Di Sarò. Cambia anche la marcatura, va a Dudu Costa adesso su Johnny. Jander dentro, poi qui si perde un attimo il Latina con la palla guadagnata soltanto per un secondo dall'Italian Coffee. Insiste il Latina, adesso spinge sull'acceleratore in maniera incessante il team di Lorenzo Nitti, con l'Italian Coffee che ovviamente prova a sfruttare qualche transizione offensiva, e vediamo anche probabilmente il portiere in movimento pronto. Qui la palla è finita direttamente sul fondo, vediamo se lo fa direttamente Maggi che si stava spingendo in avanti. Recupera nuovamente la palla in Latina, possibilità di superare numerica, attenzione la chance con il tocco e con il fallo. È rigore o no? Questo non lo so. Vediamo. Mi sembra fuori area, cartellino giallo. Allora, il cartellino giallo è per Shaker. Ci sono le proteste da parte della panchina latina per il calcio di rigore presunto. Ovviamente l'arbitro si è consultato velocemente, si sono consultati velocemente i due direttori di gara, i signori Caracozzi di Foggia e Gentile di Roma 1, per decretare il calcio di punizione a favore del Latina. Per un attimo ha richiesto il calcio di rigore, ovviamente non abbiamo il beneficio del replay e dunque non possiamo testimoniare sul
efficace o meno decisione dei direttori di gara, sembrava fuori aria, ma dobbiamo aggiungere Shaker sul taccuino degli ammoniti. Calcio di punizione per il Latina. Intanto, un po' così come nel primo tempo, un tiro libero, un calcio di rigore con barriera, chiedo scusa, con Johnny e Giandera sul punto di battuta. Prova a sfruttare questa palla inattiva il Lynx Latina per pareggiare i conti a 7,44 alla fine. 4 i falli commessi a testa. La rincorsa di Johnny o di Giander. Vediamo chi ci prova. Johnny, il tocco corto, la conclusione, il salvataggio sulla linea, poi ancora il miracoloso salvataggio da parte del numero 6 Del Pizzo. Sfortunato il Lynx Latina anche in questa circostanza. Greco, l'errore, attenzione, qui prova ad approfittarne l'Italian Coffee, niente da fare. 7,23 alla fine. Moretti, il pressing alto del Latina che adesso ovviamente le prova tutte per pareggiare i conti. Abbiamo visto 2 volte Maggi provare a salire a fare il portiere in movimento. Vediamo se sarà ancora nelle intenzioni del tecnico Lorenzo Nitti. Johnny non controlla, rimessa laterale per l'Italian Coffee. La va a battere Del Pizzo. Il tocco per Moretti, fino a questo momento baluardo insormontabile per il Latina tra i pali. E qui il fallo commesso da parte di Rabal, anche in questo caso molto ingenuo, in una zona del campo dove avrebbe tranquillamente potuto evitare. Il Lynx Latina esaurisce il bonus, arriva ai 5 falli alla prossima circostanza, al prossimo intervento irregolare sanzionato dai direttori di gara. Italian Coffee avrà la possibilità di calciare un tiro libero a 7 minuti dal termine. Moretti in avanti direttamente tra le braccia di Maggi. Che partita per i 2 portieri. Rabal, Aiello, l'imboccata buona, anzi no, troppo lunga per Rabal che si era fermato, e ricomincia Moretti. Tocco corto per Alba, poi Cevidini si gira, Maggi c'è. Dudu Costa dalla distanza. Maggi, l'anticipo con la sfera che finisce in fallo laterale. Lo Cicero. Ancora il tocco all'indietro per Aiello. Punta Dudu Costa, Aiello, poi serve Lo Cicero. Destro, fermato, riparte Dudu. Costa, il tocco per Alba. Tra le linee si fa vedere Del Pizzo, poi ancora il palleggio di Cevidini, il tocco all'indietro. Nuovamente con l'esterno, attenzione qui con Palmegiani che ha rischiato il fallo. Dudu. La suolata di Del Pizzo per Cividini, difende il pallone con il mancino, calcia, Maggi c'è. Lo Cicero, 5,44 alla fine, attenzione al portiere in movimento che potrebbe inserire Nitti da un momento all'altro. Palmegiani. Rabal si gira, sinistro, sul fondo. Moretti,
in avanti con la palla che non arriva a Alba. Maggi, sale lui, vediamo. Maggi poi sbaglia tutto, non sapeva cosa fare col pallone. Moretti, Alba, Shaker, ancora Alba, largo verso Del Pizzo, fuori misura. Lo Cicero, Aiello, Johnny, 5 minuti al termine. Un'eternità per il futsal. Aiello, la conclusione di Lo Cicero sul fondo. 8 minuti e 41 secondi alla fine della partita, Petrarca avanti 1-0. La palla che finisce in fallo laterale con Aiello che la lascia scorrere. Ancora Aiello che batte per Lo Cicero. Aiello, Lo Cicero, Johnny, sbaglia Johnny, riparte il Pizzo, qui a rischio di contrasto con possibile fallo. Ancora in avanti per Sardella, fa valere le sue lunghe leve, ovviamente Sardella difende il pallone, va a prendersi la rimessa laterale l'Italian Coffee. 4:12 al termine, andiamo a scandire il cronometro in questa parte finale del match, sempre 1-0 per Italian Coffee. Il tocco con la palla che finisce in fallo laterale, l'ultimo a toccare il pallone è stato Aiello, dunque rimessa per l'Italian Coffee. Sardella, Alba in avanti, attenzione Johnny, qui non si avvede l'arrivo di Sardella, la palla dentro, non l'ha toccata nessuno, rimessa laterale per l'Inks Latina, time out chiesto dall'Inks Latina a 3:53 dal termine della partita. Dunque l'Inks Latina che probabilmente a questo punto rischierà il power play, il portiere in movimento. Andiamo a leggere i risultati con i punteggi dagli altri campi e con il Palabianchini che vivrà 3 minuti e 53 secondi in apnea per questo finale di partita di questa prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A. Questo scontro salvezza tra l'Inks Latina e Italian Coffee che vede gli ospiti in vantaggio 1-0 grazie al gol di Dudu Costa. Intanto Pesaro ha battuto 5-0 il Genova, Rieti ormai ha vinto 7-0 con il Meta Catania, la Sandro Abate che ha battuto 4-3 l'Aniene, il Pescara che ha battuto 5-4 il Signor Prestito in trasferta. Situazione fallo, ricordiamo, con il l'Inks Latina che ne ha commessi 5, con l'Italian Coffee che ne ha commessi 4. Dunque il Latina deve fare molta attenzione e rischia di mandare al tiro libero gli ospiti in questi ultimi 3 minuti, 53 secondi da vivere insieme, dove tutto può accadere nel futsal, dove il l'Inks Latina rischia subito il portiere di movimento con Palmeggiani. Il l'Inks Latina gioca con il portiere di movimento. Si riparte, Aiello, portiere di movimento, power play, quinto uomo, chiamatelo come volete. Johnny, Jander, Aiello, Jander, ancora il numero 10, Johnny, Jander, Johnny, Aiello, Jander, Aiello, Palmeggiani, Johnny,
Palmegiani, Aiello, Giander, spazio, calcia sul fondo, va a raccogliere il pallone Moretti. Il tocco con la deviazione, la palla recuperata dall'X Latina. Johnny, ritorna Palmegiani a fare il quinto uomo, 3 minuti al termine. Giander, Johnny, ancora Giander, Aiello, Giander, Aiello, Johnny, destro, fermato, di nuovo la palla guadagnata da Palmegiani, dentro, Giander, il tocco all'indietro, Johnny, destro sul fondo. Ritorna Maggi tra i pali, 2:31 al termine della partita, andiamo a scandire come sempre il cronometro. Si difende l'Italian Coffee, difende questo preziosissimo vantaggio. Cividini, tocco all'indietro, la prende Johnny, rimessa laterale. Cambia forse il portiere di movimento nella prossima situazione offensiva per il Latina. Cividini, la recupera il Lynx Latina ma non la tiene in campo. Sarà Aiello a fare il portiere di movimento, dai movimenti che abbiamo visto fare in panchina. Va a battere Johnny. Italian Coffee resta tutta una sua metà campo. 2 minuti, predica calma dalla panchina Lorenzo Nitti. Giander, Johnny, Giander, la palla dentro, ancora la conclusione che finisce alta sopra la porta difesa da Moretti. Ci ha provato Giander. 1:52 al termine. Soffrono i tifosi di Italian Coffee, soffrono quelli del Latina ovviamente in questa parte finale di match. Non la riesce a trattenere Del Pizzo. Riparte lo Cicero. 1:40 al termine. Giander, Johnny, ancora Johnny, Aiello, lo Cicero, di nuovo lo Cicero, Johnny, il tocco corto, poi sbaglia tutto qui Rabal, rientra Maggi tra i pali. 1:19 al termine. Si difende strenuamente e fino a questo momento in maniera egregia l'Italian Coffee. Recupera la palla soltanto per un attimo, ma la tocca però il numero 10 Giander, dunque sarà rimessa laterale per l'Italian Coffee. 1:16 al termine. 2 palloni in campo, lo recuperano. Del Pizzo sul punto di battuta, ovviamente all'indietro. Alba prova a liberarsi per la conclusione, Maggi c'è. Ancora il portiere italo argentino. Il pressing qui del Latina, non c'è il tocco. Alta rimessa di Maggi che spedisce il pallone in avanti, guadagna metri il Lynx Latina. 62 secondi al termine, di nuovo portiere di movimento, lo fa ancora una volta Aiello. Johnny, la palla dentro, fermato, ancora lo Cicero. Giander, la conclusione di lo Cicero, fermato. Johnny, 45 secondi al termine. Aiello, Johnny, Giander, la posizione defilata, dentro, si salva ancora l'Italian Coffee.
32 secondi al termine. 32 secondi, pubblico! Aiello, il tocco per lo Cicero, la palla per Giander, la finta di Giander dentro, Johnny non la trattiene, poi la suolata, la conclusione Moretti spedisce il pallone in avanti, la riprende lo Cicero, ma la spedisce in fallo laterale. 16 secondi alla fine. Del Pizzo ha buttato il pallone via. Il pressing alto ovviamente dell'Italian Coffee con Johnny che rischia il tutto per tutto con un dribbling. Johnny prova il tocco dentro con il salvataggio, la palla che resta lì e Moretti si salva in qualche modo. Il portiere del Italian Coffee che poi butta il pallone via, ma è arrivato anche il triplice fischio di chiusura, perché intanto il cronometro stava scorrendo e l'Italian Coffee porta a casa la vittoria per 1-0 grazie al gol di Dudu Costa in una partita equilibrata, in una partita davvero decisa da un episodio, ma complimenti all'Italian Coffee per la grande difesa negli ultimi minuti in cui l'X Latina ha provato il tutto per tutto per rimetterla in piedi. Onore ovviamente alla Latina che ha disputato una gara combattiva, coriacea, è una squadra che si è completamente trasformata con il mercato di dicembre, ma ha dimostrato di poter dire la sua e che potrà dire la sua in questo giro di ritorno. Ma intanto i 3 punti li porta a casa l'Italian Coffee in questo scontro salvezza, in questo primo incontro del 2020, questa prima giornata di ritorno. Risultato finale qui dalla Palabianchini, l'X Latina 0, Italian Coffee 1. Ha deciso il gol di Dudu Costa, grazie a chi ci ha seguito in diretta Facebook sulla pagina di PMG Sport Futsal.